Abbiamo presentato questa mattina il nuovo consiglio di amministrazione di Longarone Fiere. Sono la Presidente, ho l'onore di essere la Presidente. Il consiglio di amministrazione è un consiglio di amministrazione che lavorerà in continuità ed innovazione, nel senso che abbiamo progetti ambiziosi. Riteniamo che Milano Cortina sia la vetrina che presenterà il nuovo volto di Longarone Fiere. Ci saranno degli eventi, saranno quelli che hanno caratterizzato e hanno fatto conoscere Longarone Fiere fino ad oggi, ma puntiamo ad ampliare la gamma degli eventi, la gamma delle fiere e non solo come eventi fieristici. Quindi cercheremo di utilizzare e far conoscere questa struttura a livello regionale, a livello nazionale, anche con delle strategie e delle collaborazioni con altre fiere. Sì, nuove reti che non ci discosteremo da quelli che sono ovviamente le caratteristiche e i prodotti del territorio, perché è evidente che non potremo mai fare delle manifestazioni che non hanno a che fare con il territorio o comunque con la regione del Veneto, però puntiamo a farci conoscere e quindi ad ampliare quella che è la gamma sostanzialmente degli eventi che Longarone Fiere appunto ha presentato sino ad oggi. Sì, siamo presenti perché come soggetti deputati a promuovere l'economia uno dei nostri compiti è anche quello di sostenere l'economia del territorio, in questo caso la fiera di Longarone. Questo consiglio di amministrazione ha tutte le carte in regola per rilanciare la fiera, per far sì che dopo il brutto periodo del Covid ci sia l'opportunità che questa fiera di montagna, che ha una specificità, venga incrementata ancora di più nelle manifestazioni e nelle opportunità che può dare il mondo delle imprese, perché sappiamo che nonostante la digitalizzazione le fiere, il contatto umano ha ancora un suo appeal, e quindi l'impegno è proprio questo. Assieme alla Regione, assieme al Comune abbiamo ricapitalizzato la fiera proprio perché riteniamo un'economia che deve essere sostenuta, insomma è sotto gli occhi di tutti lo spopolamento che sta subendo le montagne e quindi anche questo può essere un elemento che può dare una mano ai nostri giovani trovando delle opportunità. Poi abbiamo le Olimpiadi, nel 2028 avremo le Olimpiadi dei giovani, quindi anche prospettive ancora di più maggiori perché la fiera di Longarone ritorni a essere quella fiera che era qualche anno fa.